Ehi, benvenuto in un nuovo video del canale Labirintando con Yana. Io sono sempre la vostra Yana e Koga di fiducia. Ciao ragazzi, come state? Spero stiate bene, spero siano state settimane proficue. Io sono tornata oggi a parlare della mia amatissima Sardegna, Sardegna mia del cuore stimata e adorata. Perché tante settimane che sto parlando di tante cose in funzione alle live, ma questa settimana ci tengo a tornare a parlare di Sardegna, perché è anche il periodo che insomma lo consente, nel senso che ci sono tante cose belle in giro per l'isola e quindi sarebbe interessante un attimino fermarci a parlare di certe cose. Avevo già fatto un video in cui parlavo di maschere. Però questa volta vi faccio vedere anche qualcosa perché sono andata a vedere il Carrasegare in Macumere, quindi sono andata a Macumere a vedere un evento sul carnevale dove partecipavano varie maschere. Credo che parlerò anche per iscritto su questo argomento, ma oggi ne approfitto insomma per dirvi un pochino quello che penso, quello che sento in proposito. Io spero che insomma anche voi viviate il carnevale, la questione della spersonalizzazione o la personalizzazione di questo periodo dell'anno in modo proficuo dal punto di vista della ricerca interiore. Qua in Sardegna siamo tutti stimolati a fare questo tipo di lavoro. Se non state capendo a cosa mi riferisco, vi invito a guardare il video in cui si parla delle maschere e del significato della maschera, così siamo sulla stessa linea d'onda. Allora, che cosa dire di questo periodo storico in Sardegna, di questo periodo dell'anno in Sardegna? Il carnevale è un periodo particolare, molto legato, diciamo, a tutte le questioni solstiziali pre-primaverili, quindi quel periodo, diciamo, dell'anno in cui si iniziano a sentire i profumi di primavera, il che è inquietante perché praticamente inverno non è affatto, ma questi sono altri dettagli. E quindi si inizia a celebrare il fuoco con cognizione di causa, cioè con l'idea proprio di vederlo che sta rinascendo. Perché vi dico il fuoco? Perché in Sardegna a un certo punto diciamo che ci si è sincronizzati in tutte le regioni dell'isola, per cui le maschere tradizionali iniziano a uscire il giorno di Sant'Antonio Abate, quindi all'imbrunire del 16 gennaio. In pratica, cioè da dicembre fino alla primavera è una festa continua in Sardegna. Veramente faticoso, ve lo assicuro, però bellissimo, bellissimo perché è un continuo, diciamo, celebrare la natura, celebrare il rapporto con gli elementi e gli elementali, e quindi è qualcosa di sicuramente molto pagano che però è stato sincretizzato come sappiamo. Però il carnevale trattiene, diciamo, queste caratteristiche molto selvagge in sé. Perché di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di maschere fondamentalmente che si basano sull'agricoltura e sulla pastorizia, nel senso che è il modello tradizionale, quindi ci si agghinda in termini di maschera, quindi di travestimento, proprio con tutti gli elementi che sono tipici dell'economia della nostra isola. Poi ovviamente ci sono differenze tra l'entroterra e le coste, come sempre vi ho detto, e comunque resta non l'abbigliamento povero, perché la maschera povera resta quello di vestirsi a beffa, quindi vestirsi di stracci assolutamente. Poi in questo vestirsi di stracci spesso, insomma, si prende anche delle forme più specifiche, così per dare, diciamo, una caratterizzazione tipica di un luogo a quella personalizzazione che è la maschera e che esce fuori. Ci sono molte polemiche in Sardegna riguardo questa questione, nel senso che si parla spesso appunto di maschere che escono fuori come funghi senza insomma nessun tipo di criterio. Quindi insomma c'è la critica sul fatto che non siano tradizionali ma siano funzionali alla spettacolarizzazione, al folk, visto proprio come spettacolo. Il mio punto di vista, ne approfitto e lo dico, è che finché ci facciamo avanti e diamo a noi stessi un'idea e quindi facciamo uno sforzo per trovare dei punti di collegamento con la nostra identità culturale, tutto fa brodo, detto sinceramente, perché se possiamo accogliere le cose da fuori
allegramente integrarle, sincretizzarle, non capisco perché non potrebbero nascere delle cose dal basso. Se dal basso c'è la volontà di un recupero, anche solo di un piccolo gruppo che portava avanti una personalizzazione particolare in questo periodo dell'anno, nei tempi passati, perché no? Io dico questo, per quale motivo no? Piuttosto, insomma, bisogna capire quanto appunto nell'intento di un recupero di questo tipo ci sia soltanto una visione di spettacolarizzazione, di folclorizzazione formale, e quanto invece ci sia la volontà proprio di creare un nuovo sistema per fare collante societario e comunitario all'interno del proprio contesto di origine. È lì, insomma, solo una questione di coscienza, ma per il resto secondo me è una cosa meravigliosa, una cosa fantastica, anche perché in Sardegna possono nascere appunto, nascere tra virgolette, nascere riscoperte nuove maschere continuamente, ma c'è sempre una caratteristica particolare, che è quella comunque di utilizzare materiali, di utilizzare strumenti, di utilizzare rituali che sono tipici assolutamente del territorio, quindi questo sicuramente è un elemento di grande pregio. Quindi qua apro la parentesi su questa polemica e la chiudo qua. Alla fine di questo piccolo preambolo in realtà vedrete il video vero e proprio, dove ci saranno insomma un po' di maschere che sfilano appunto all'interno di un contesto specifico. Voi potrete dire ok, sì, però sono decontestualizzate. Sono decontestualizzate perché assolutamente non si può vedere contemporaneamente più cose, e quindi ben venga anche questo scambio culturale in cui appunto maschere di diversi posti si incontrano nei paesi della Sardegna per portare avanti la propria identità, la propria caratteristica e peculiarità. Perché no? È una cosa veramente molto bella, hanno tutte le loro caratteristiche, hanno la loro energia, hanno la loro capacità di incidere nella realtà con una consapevolezza territoriale e identitaria molto molto specifica. Quindi tutto questo è veramente molto meraviglioso. Io era un po' di anni che non riuscivo a godermi appieno questa meraviglia insomma, delle varie sfumature del carnevale sardo. Spero anche di fare in tempo a qualche altro evento, sto provando a organizzarmi. Sinceramente sono stata molto emozionata. Ecco, quello che dico io, e lo dico proprio veramente col cuore in mano, è che quando nelle associazioni o nelle maschere non c'è un intento di valorizzazione e tutela dell'identitario, del proprio sistema culturale tipico della propria comunità, ma c'è soltanto, diciamo, un'esposizione formale e quindi una folclorizzazione, una spettacolarizzazione, l'energia ne risente, si sente subito che c'è un'energia diversa, che c'è insomma non c'è quella veracità e quella frizzantezza energetica che invece è tipica di coloro che veramente lo portano avanti con grande responsabilità, assolutamente. In tutto questo c'è sempre comunque l'orgoglio e la fierezza del radicamento tradizionale, il che è veramente meraviglioso. Io non voglio entrare nel merito delle singole maschere, ma non perché insomma non ne sia capace, volendo assolutamente lo posso fare, però vorrei che iniziaste voi a documentarvi per i fatti vostri, poi magari, non so, nell'arco del tempo pian piano se ne può parlare meglio. Sicuramente quello che vi invito a fare, come ho già detto, è andare al Museo delle Maschere del Mediterraneo a Mamoiada, e lì veramente c'è uno studio antropologico etnografico ben fatto, che vi dà proprio una panoramica di questo aspetto dei nostri sistemi culturali. Quindi oggi sinceramente volevo soltanto fare un piccolo preambolo su quanto insomma forte e elettrizzante possa essere la visione di questi mostri oscuri e questi demoni dalle fattezze umane, o questi umani dalle fattezze animalesche e demoniache che popolano le comunità in questo periodo dell'anno, e sono sicuramente rappresentative per dimostrare quanto
il sardo, il radicato, tende sempre a cercare un compromesso con la natura. Quindi in questa ricerca di compromessi, in questa ricerca di dominio, sottomissione tra umano e natura, assolutamente si creano delle immagini e dei simboli che sono assolutamente meravigliosi e molto molto intensi per chi ovviamente è radicato. Quindi sperando che stiate bene, vi do appuntamento la prossima settimana per una nuova live che sarà con le ragazze della stanza della magia per parlare di divinazione, simbolismo e carte. E vi faccio vedere una cosa meravigliosa subito dopo la sigla.